questi sono una serie di mazzetti di fieno che sono stati tagliati con la falce e poi uniti a mazzo grande. L'insieme dei mazzi si chiama covone. Ora dal covone noi dobbiamo ricavare salmanuga. Salmanuga si intende la quantità di grano, di steli di grano che ci stanno in una mano. Ora noi dobbiamo metterli perfettamente dritti uno all'oro, perché quando andremo a battere con sumallu, che è un pezzo di legno, dobbiamo battere solo la testa della spiga. Questo è il risultato finale, questa è la salmanuga. Allora questa adesso andrà battuta, diciamo, lirato tutto il chicco con sumallu, che è un pezzo di legno. Adesso andremo a vedere sul tronco. Adesso andremo a preparare appunto il pieno, diciamo il passaggio successivo la bettitura del grano. Allora, questo attrezzo che sto usando si chiama sumallu, che è un pezzo di legno. Allora, cade sul chicco, chiaramente la forza non deve essere eccessiva, nel senso che noi non dobbiamo frantumare il chicco durante questa lavorazione, perché ci serve per la coltivazione successiva. Quindi andremo a estirparlo piano piano. Lui qualcosa già cade a terra, intanto dobbiamo pulire sotto proprio per evitare di spacolarlo. Quindi piano piano lui cade a terra. Una volta finito di battere, il risultato è questo. Allora si risistema dritto e si legherà, diciamo, si conserva pulito così sino al momento dell'utilizzo. Legherà in due punti per evitare che la salmanuga, diciamo, si scomponga, anche perché questo poi andrà fasciato a tanti altri mazzi e poi quando saremo pronti all'utilizzo verrà scamiciato, così verrà conservato. Si taglierà solo la parte per renderlo dritto dritto nella conservazione. Poi successivamente, quando saremo pronti a lavorare, il lavoro, diciamo, finito proprio all'utilizzo, proprio il passaggio, il momento in cui stiamo per adoperarlo, lo scamiceremo. Questa camiciola è quello che lo protegge dal sole, quindi la parte protetta dal sole rimane più chiara. Come inizia il cestino, quindi come si inizia il cestino? Si inizia in pratica preparando il giunco che noi abbiamo appunto tolto diciamo a giugno. Si sceglierà solo quello col fiore dal cespuglio, si tirerà uno ad uno in modo lineare da non piegarlo. Lui al momento di tiraggio è verdissimo. Per metterlo a seccare si toglierà il fiore, si mette ogni giorno per circa un mese e mezzo a essiccare. Una volta che è secco noi avremo questo risultato. Questo dovremmo spaccarlo. Non tutti i fili che seccano, purtroppo molti di questi fili sono storti. Allora un filo storto non è adatto come filo per la cucitura. Successivamente appunto ci dovremo aiutare col punteruolo per suddividerlo ancora più, a farlo più sottile, perché per fare i singiriedu ci vogliono degli steli sottilissimi. Li metteremo dritti dritti e a questo punto dobbiamo ammorbidirli nell'acqua, perché il giunco poi una volta che è essiccato deve essere bagnato perché si ottenga la sua elasticità. Il primo giro si fa senza punteruolo, si andrà a attorcigliarlo in questa maniera e poi si fa un cerchio, un giro concentrico, così, in questa maniera. Già dall'inizio dobbiamo cercare il più possibile di tenerlo tondo, quindi andremo a fissare il primo punto. Chiaramente qui si tratta di tenere sempre la mano ferma, nel senso che dobbiamo tenere la mano sinistra attesata sul lavoro, perché se io dovessi mollare il filo si disfa. Io devo sollevarlo però. Quindi noi ricreiamo i punti in modo concentrico, diciamo che questo è proprio l'inizio di un cestino. Questo è quello che abbiamo lasciato prima e verrà tagliato. Una volta arrivati a questo punto utilizziamo il punteruolo e lo fermiamo. Una volta ottenuta la dimensione desiderata in base appunto al cestino che si deve fare, si attaccherà
questo caso questa dimensione, si attaccherà il brocato a qualsiasi altro tessuto. Noi a Sydney come tradizione usiamo i brocati, in genere quasi sempre rossi. Io adesso attacco il tessuto va attaccato in modo laterale, molto laterale, perché queste poi dovranno scomparire, cioè non si dovrà vedere l'imbastitura che si fa in questo momento. Si fanno dei punti molto larghi, non è necessario che siano strettissimi, che andranno appunto a coricarsi lateralmente sulla sponda del cestino. Si fanno una serie di punti, esattamente così. Tutto il giro in questa maniera, imbastendolo lateralmente, l'effetto finale sarebbe questo. Si taglia tutto il superfluo, proprio il più rasente possibile, e successivamente appunto si inserisce, ribagnando sempre il filo da cucito, pungendo a questo punto sopra il tessuto e ricreando i punti. Dobbiamo stare molto attenti perché i punti devono essere un po' diciamo non troppo attaccati ma neanche troppo distanti. Si inserisce il fieno. In questo caso, sempre stesso discorso, si scelgono sempre gli steli più bianchi. In questo caso ce ne vogliono un pochino di più perché noi dobbiamo coprire tutta la corona sul davanti. Stesso discorso, si mettono dritti e poi successivamente si schiacciano e si mettono qua sul davanti. Quindi questo sarà il primo punto, poi chiaramente si spinge piano piano verso l'interno, un po' in genere si lascia un pochino, il resto si taglierà dopo che si è sicuri che lui sia installato bene. Ricordarsi sempre che anche questo è un giro molto delicato, quindi rifare sempre la punta, perché se lui dovesse aprirsi dentro potrebbe tirare i filamenti del tessuto e quindi fare stramare, diciamo, il tessuto. In questo caso vado a coprire appena adesso un punto di imbastitura e lui scomparirà sotto. Cambio filo sempre alla stessa maniera sull'ultimo punto fatto. Adesso questa di nuovo è la nuova corona. Questo lavoro si fa per tutto il punto, dobbiamo proprio ricreare. Noi non ci baseremo, mentre gli altri giri crescevano giro su giro seguendo i punti di sotto, io adesso invece devo proprio ricrearmene dei nuovi. Chiaramente ogni volta che incontro l'imbastitura me la tirerò sotto, proprio tirandola con il punto un po' più sotto, e me la nascondo. Dovrà andare a scomparire sotto, diciamo, il cestino, sotto la corona. Il tiraggio appunto dei punti spingerà questi lineamenti laterali qua sotto, quindi andrà proprio a scomparire e noi vedremo come dovrà scomparire. In pratica non si deve vedere quasi niente del tessuto sotto. Da questo in poi, come è successo qua, verranno inseriti appunto brocato, scusatemi, scarlatto di vari colori, in prevalenza appunto rosso oppure rosso e nero, insomma questi colori qui, a parte un'eccezione come di tradizione, come tipi di materiali utilizzati. Oltre al panno rosso in prevalenza si utilizzava anche i panni di diverso colore per fare Subaludundu. Subaludundu non è altro che il nostro ballo sardo. Allora lì si poteva scegliere tantissimi colori che andavano dal rosso all'arancione, al celeste, insomma al giallo e via. Una volta attaccato il brocato noi dovremo ricostruire la corona. Una volta ricostruita la corona, in questo caso col fieno, conteremo quanti punti abbiamo ottenuto. In base ai punti, questi per noi sono i punti, questi gli stellini che vedete qua, in base ai punti ottenuti sappiamo quanto disegno ci sta. Quanti in questo caso punti rossi ci stanno. In questo caso in questo cestino, che questo è un cofino, la parte del disegno è fatta in modo esterno, dovevo inserire questo disegno. Per noi ogni quadrato sono 2 punti sono 2 di questi. Quindi dove c'è la X significa che saranno 2 di questi rialzi, dove invece c'è un quadrato vuoto significa che si taglierà il tessuto. Ok, siamo pronti per l'inserimento.
prenderò lo scarlatto, il panno di lana, questo è un cambio filo, e dovrò esattamente inserire 8 rialzi, quindi 4x, intanto bisogna sempre ricordarsi di bagnare perché il filo se no si asciuga e non è più flessibile come dovrebbe, non ci dà l'elasticità.